dove vi sedete? 1, 2, 3 1, 2, 3 facciamo e così. quindi dovreste Quindi vedere qui. Per muovere le slide come... è già qua adesso. Avanti, indietro. Sì, io
sarò sempre più breve nella introduzione iniziale, tanto mi vedete tutte le volte, sono sempre io. Quindi iniziamo con il terzo incontro di Idea sul Chat. Oggi abbiamo la dottoressa Francesca Dordei, il dottor Matteo Tuveri che avete già conosciuto nel secondo incontro e il professor Ivan Cappai che invece viene dal liceo Dettori. Lascio a loro la parola, le presentazioni ufficiali le fa Matteo che è il mediatore oggi. A voi. Grazie mille Claudia. Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti e benvenute, bentornati e bentornate per chi è già stato qui nei precedenti due incontri. Oggi è davvero un piacere proseguire lungo questa strada del progetto Ideas to Chat, che come dice la parola stessa cerchiamo di chattare in qualche modo e di dialogare su temi riguardanti la fisica e la filosofia per restituire a voi tutti, a voi tutte che siete qui oggi, un senso del sapere che in realtà ha un'unica faccia, che è appunto il sapere, e che ogni tanto diventa fisico, ogni tanto diventa filosofico, storico, letterario, matematico, artistico e così via. E in questo terzo incontro ho il piacere di avere qui accanto a me una ricercatrice e un professore che a sua volta in qualche modo è ricercatore, lo direi io forse nel campo della didattica, della filosofia e della storia in un certo senso. E con loro all'interno di Ideas to Chat, che vi ricordo è un progetto dell'Associazione Culturale Ideas, insieme al Liceo Pacinotti, al Liceo Siotto, al Liceo Dettori, che ringraziamo per avervi portato qui e averci consentito di essere qui oggi. Insieme anche a Fondazione di Sardegna. Dicevo, in questo terzo incontro faremo un salto indietro nel tempo per proiettarci poi nel futuro e parleremo di qualcosa che forse avrete anche già visto così a destra e a manca nel vostro percorso da studenti e da studentesse, ma che oggi avremo, dico io per quanto mi riguarda personalmente, la fortuna di affrontare da entrambi i punti di vista, quello fisico e quello filosofico. E mi sto riferendo al scontro tra il modello eliocentrico e copernicano e quello geocentrico e tolemaico. Quindi di fatto siamo un po' qui. Terra-Sole. E questa chat la facciamo con Francesca Dordei, ricercatrice presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, è una fisica delle particelle, ha studiato a Cagliari, viene dal classico, dal Siotto, giusto? Dal Dettori. Salesiani, è vero, nessuno dei due. Fantastico, outsider completa come me, che arrivo da un'altra scuola. Giusto, mi ero dimenticato, non sapevo pure, mannaggia. Ok, però viene da un percorso classico, quindi quello l'ho azzeccato, classico, almeno quello sono preparato, mezza preparazione. Ha studiato a Cagliari, triennale e magistrale al Dipartimento di Fisica dell'Università di Cagliari, ha poi incominciato a viaggiare, storia tipica di chi vuole fare ricerca, è andata in Germania, poi è andata al CERN e infine è tornata a Cagliari come ricercatrice. Si occupa di fisica delle particelle, si occupa di materia oscura e si occupa di neutrini. In alcuni esperimenti, come l'HCb al CERN e DarkSide invece qui in Italia, al Gran Sasso. Alla mia sinistra c'è invece il professor Ivan Cappai, qui c'è la tifoseria interna, così ci piace, ma io sono sicuro che alla fine applaudirete anche Francesca, anche se nessuno l'ha applaudito, l'outsider qui al Pacinotti, ma sono sicuro che vi farà scaldare le mani alla grande. È un filosofo, si è laureato in filosofia, con una tesi particolare, direi almeno per quanto mi riguarda, una tesi che di nuovo va a indagare alcuni temi interdisciplinari, religione e filosofia nel mondo antico, quindi ateismo e teologia razionale nella filosofia antica, soprattutto sul problema della conoscibilità di Dio e del mondo. Questo è uno di quei temi che è ricorrente nella storia dell'essere umano. Dio esiste, non esiste, come faccio a dimostrarlo e così via. E ora è professore al liceo Dettori, questa non la sbaglio, anche perché ci siamo visti poco tempo fa. Poi c'è la tifoseria in Sorgerebbero alla grande. Insieme allora appunto discuteremo di questi due grandi sistemi di pensiero e visioni sul nostro universo. Ma è giusto spiegare il nostro universo in una versione geocentrica o eliocentrica? Dove ci siamo
posti nella storia dell'essere umano rispetto a queste tematiche. Quindi è giusto la visione aristotelica dei cerchi concentrici che culminano con una visione appunto teologica, con le sfere perfette dominate dal mondo degli dei o del Dio, a seconda poi di come la vogliamo declinare nei tempi a seguire, oppure è giusta l'immagine dell'Hubble Deep Field, ovvero l'immagine dell'universo profondo con tutte le sue galassie, gli ammassi di galassie. È una storia che è lunga da 14 miliardi di anni. Chissà, lo scopriremo oggi per quello che è stato nella storia, per quello che conosciamo oggi, aprendoci anche al futuro. Quindi io lascio la parola adesso a professor Cappai. Ivan, ci diamo del tu, e ti lascio la parola per dialogare con tutti voi e tutti noi sul sistema aristotelico, tolemaico, copernicano, geocentrismo versus eliocentrismo. Ivan, a te. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, cominciamo subito con appunto il sistema aristotelico tolemaico. Il sistema aristotelico tolemaico è l'unione della cosmologia di Aristotele e di un modello geometrico astronomico dell'astronomo ellenista Tolomeo. Il cosmos, secondo Aristotele, era abbastanza semplice, suddiviso in due regioni fondamentali, il mondo celeste e il mondo terrestre. Prevedeva al centro dell'universo prevedeva la Terra ferma, sormontata dalle sfere celesti che trasportavano i pianeti, il Sole, ruotando appunto intorno alla Terra. Sebbene questo sistema, nella sua semplicità e nella sua chiarezza, era assolutamente in accordo con l'esperienza comune, questa è stata la sua forza sicuramente, l'astronomo Tolomeo ritenne però di dover elaborare un sistema più appunto geometrico e astronomico che armonizzasse questo sistema, questa visione cosmologica di Aristotele, anche con le osservazioni e i calcoli e le misurazioni effettuate dagli astronomi antichi. E per fare questo dovette introdurre una serie di complicazioni, di aggiunte, e soprattutto dovette assumere e teorizzare che il centro reale di rotazione non fosse la Terra, fosse un altro, e questo appunto fa del sistema tolemaico propriamente un sistema geostatico piuttosto che geocentrico. La fine di questo sistema, l'entrata in crisi definitiva, l'abbandono di questo sistema coincide con l'inizio della rivoluzione scientifica. Rivoluzione scientifica che che idealmente si ricomprende tra i due estremi dell'opera di Copernico, che appunto avvia più precisamente la rivoluzione astronomica all'interno della rivoluzione scientifica, e la pubblicazione di Newton dei principi matematici di filosofia naturale. Rivoluzione scientifica, rivoluzione perché si tratta appunto di un periodo assolutamente di svolta e di rottura della storia della scienza, ma anche della storia, ma per questo motivo anche della storia umana. Ovviamente tra questi due estremi ci sono una serie di tappe fondamentali che hanno smantellato progressivamente il vecchio sistema astronomico, che appunto fatto di punti intermedi fatti di altri personaggi, di altri scienziati, teorie e spiegazioni che sono stati di capitale importanza. Quindi dopo la prospettiva, la modifica e la trasformazione fondamentale iniziale avviata da Copernico, cioè mettere il Sole e non la Terra al centro dell'universo, arriviamo poi fino all'autorizzazione della teoria della gravitazione universale da parte di Newton, che mette insieme la meccanica celeste dell'astronomia eliocentrica, ormai arrivata al suo compimento, di Keplero, con la fisica
terrestre, a sua volta arrivata a un grado di maturità e di compimento da parte di Galileo. Tuttavia la rivoluzione scientifica è stata, come dire, una rivoluzione che ha cambiato completamente l'immagine del mondo, e non l'ha cambiato soltanto dal punto di vista strettamente filosofico-scientifico, l'ha cambiato anche dal punto di vista più antropologico e più generale, cioè dal punto di vista di quello che era l'immaginario collettivo dell'uomo che si avviava appunto in quell'epoca a diventare l'uomo moderno. E oltre a essere una rivoluzione scientifica, così a tutto tondo, fu anche una rivoluzione culturale, perché oltre a modificare, a trasformare l'immagine del mondo, trasformò anche altre idee fondamentali come l'idea di uomo, l'idea stessa di scienza, tutto ciò che è diciamo, collegato come dire, rientra nel lavoro scientifico, nel procedere della scienza, nonché i rapporti che la scienza intrattiene con il resto della società, con la stessa filosofia e ovviamente anche con la fede religiosa. Infatti la fine del geocentrismo ha comportato anche la fine dell'antropocentrismo del creato, cosa che appunto fu un'idea assolutamente destabilizzante, perché significava appunto domandarsi a questo punto come si dovevano leggere e interpretare le sacre scritture, che ponevano l'uomo al centro di tutto, e quindi anche come dire, porsi delle domande, delle preoccupazioni, come per esempio il fatto di se si potesse pensare anche che Dio avesse creato anche altri uomini al di fuori del mondo, della Terra. E poi soprattutto la scienza diventando una forma di sapere che ha come unico controllore, come unico momento di verifica, di validazione, il proprio confronto con la natura, cioè l'essere smentita o confermata dall'indagine della natura, ha comportato una trasformazione di tutto ciò che ruota intorno alla scienza. Quindi la stessa immagine dello scienziato non è più il dotto medievale, rinascimentale, che deve semplicemente, come dire, interpretare delle autorità che siano filosofiche come Aristotele o le sacre scritture, ma deve affidarsi unicamente al responso, diciamo, della natura. E siccome questo avviene, il responso della natura nella scienza, nella sua diciamo, maturità, avviene attraverso l'esperimento. L'esperimento richiedeva appunto tutta una serie di trasformazioni del lavoro dello scienziato e soprattutto richiedeva per esempio l'utilizzo di strumenti, di strumentazioni che dovevano avere una determinata come dire, un determinato sviluppo che appunto ha di fatto poi causato anche il cambio dei luoghi della scienza, dove la scienza si realizzava, e soprattutto ha risaldato l'importanza del sapere teorico con quello pratico. La scienza diciamo, è nata in un periodo in cui nella sua fase embrionale era ancora, come dire, mischiata con altri aspetti della cultura umana, come l'astrologia, la magia, l'alchimia. E sebbene la scienza si è sviluppata nel momento in cui ha superato tutte queste forme di presunto sapere, ne ha comunque tratto giovamento nella sua propulsione iniziale, come se comunque queste forme di avvicinamento alla conoscenza ne avessero in qualche modo agevolato la nascita. Per tutti questi motivi di portata rivoluzionaria della sua teoria, Copernico fu a lungo indeciso titubante nel pubblicare la sua opera, sia per motivi, diciamo, per scrupoli di natura scientifica, ma anche per perplessità e per dubbi e dilemmi di natura etico-morale, ma anche per questioni molto pratiche, insomma, legate a questioni più di mera convenienza, in un momento storico particolare in cui era forte, diciamo, la repressione del dissenso da parte sia delle autorità della religione cattolica che della religione protestante.
Questi timori condizionarono anche l'editore dell'opera di Copernico, che si vide costretto a anteporre all'opera una prefazione in cui si chiariva al lettore che non si trattava di un'ipotesi realistica, non si trattava di una vera descrizione della realtà, ma semplicemente di un modello matematico fittizio che serviva ad accordare i calcoli a offrire calcoli più conformi alle osservazioni e a permettere delle previsioni più precise, più attendibili dei fenomeni celesti. Copernico era alla saputa di questa prefazione e sicuramente Copernico non l'avrebbe sottoscritta, perché Copernico aveva elaborato la sua teoria da un punto di vista strettamente realista, perché mosso dall'esigenza di superare un sistema astronomico che ormai era diventato troppo complesso e anche spesso incapace di spiegare i fenomeni celesti. In questo non fu mosso semplicemente da un cambio di prospettiva di tipo scientifico, cioè dal decidere di adottare da buon scienziato una nuova ipotesi che superasse un vecchio sistema per provare una nuova strada, ma anche da presupposti di natura filosofica e metafisica, in particolar modo dal neoplatonismo, che appunto imponeva una struttura geometrica conferita all'universo da parte di Dio stesso, la cui cifra fondamentale è quella della semplicità. Infatti nel sistema astronomico di Copernico vediamo appunto qualcosa che è ancora a metà strada tra la vecchia astronomia e la nuova astronomia eliocentrica, perché ci sono molti aspetti dell'astronomia tradizionale, classica, che vengono mantenuti da Copernico anche per, come dire, motivazioni di natura, per così dire, filosofica e metafisica. Un altro passo successivo, un'altra successiva importante picconata al vecchio sistema è quella rappresentata da Tycho Brahe. L'astronomo danese elaborò praticamente un sistema ibrido, unificando l'eliocentrismo di Copernico e il geocentrismo di Tolomeo. Ma questa, quindi, prevedendo due sistemi diversi di rivoluzione. Ma già questo, dal momento in cui implicava un'intersezione tra le due diverse rivoluzioni, comportò appunto uno smantellamento importantissimo, cioè l'abbandono dell'idea che le sfere celesti fossero delle sfere cristalline materiali e non, ma che fossero invece delle orbite di natura puramente geometrica. Questo fu appunto un compromesso con tutti i vantaggi che comporta un compromesso. Infatti nella fattispecie i vantaggi del sistema ticoniano erano quelli di essere matematicamente semplici come quello di Copernico, ma fisicamente più credibile come quello tolemaico aristotelico, e anche ovviamente teologicamente compatibile, specialmente facendo riferimento alla visione propriamente genuinamente aristotelica del cosmo. Però di fatto, grazie appunto a questi vantaggi, fu come dire, una sorta di cavallo di Troia nell'evoluzione della storia della scienza, della rivoluzione scientifica, perché sebbene diciamo si presentasse superficialmente come una restaurazione dell'elemento geocentrico, in realtà ebbe l'effetto di introdurre elementi di eliocentrismo, perché il suo sistema, diciamo, si impose nella comunità degli astronomi contemporanei immediatamente successivi, di fatto introducendo e imponendo sempre di più la prospettiva e il modello esplicativo dell'eliocentrismo piuttosto che del geocentrismo. Invece, diciamo, il compimento finale dell'astronomia eliocentrica si ha soltanto con Keplero. Anche Keplero, come Copernico, era mosso da presupposti e da un'impostazione di tipo filosofico e metafisico. In particolare riteneva come scienziato di dover, come dire, scoprire l'ordine matematico, geometrico impresso alla natura dallo stesso Dio, e per questo motivo cercò a lungo di spiegare la forma la struttura dell'universo utilizzando i 5 solidi ideali platonici e le sfere,
in una sorta di costruzione di sfere, di circoscrizioni, iscrizioni di questi solidi che spiegassero appunto la natura dell'universo, la struttura dell'universo. Ma al di là di questo aspetto metafisico, il merito di Keplero, come quello di Copernico, fu di essere, come dire, il precursore dello spirito scientifico, perché in realtà quello che fece Keplero era quello di seguire un metodo basato su prova ed errore che partisse da problemi reali e dalla ricerca di soluzioni da mettere, come dire, da verificare o falsificare, mettendole alla prova dell'osservazione e dei calcoli. Infatti partì proprio dal moto irregolare di Marte e con una serie di tentativi, ovviamente cominciando dalla tesi più consolidata, cioè quella delle orbite circolari, per esclusione arrivò appunto a dimostrare che le orbite dovevano essere ellittiche, grazie alla conferma appunto che ne diedero le osservazioni, e arrivò in questo modo, appunto con questo spirito scientifico, arrivò alla formulazione delle cosiddette leggi di Keplero, che consentirono appunto l'eliminazione di tutti gli aspetti classici e più metafisici che scientifici della vecchia astronomia e di eliminare anche tutte quelle complicazioni che a questa servivano, arrivando appunto a teorizzare, estendendo queste leggi a tutti i pianeti, alla Luna, ai satelliti di Giove che erano stati appena scoperti da Galileo, una singola curva, un'unica legge del moto che unificasse tutta la meccanica celeste e quindi dando compimento finale all'astronomia. Come vi dicevo, i presupposti come dire, metafisici agirono anche per esempio, soprattutto nella seconda legge di Keplero, perché questi presupposti metafisici consistono appunto nel neoplatonismo e nell'ermetismo, che vedevano il Sole come una specie di divinità, come dire, una divinità visibile, come l'espressione di qualcosa che era messa al centro dell'universo per un motivo ben preciso e che appunto in virtù appunto di essere l'espressione di un principio metafisico e divino, era, come dire, vista come una sorta di forza, di anima motrice che agiva sui pianeti, sugli altri corpi e proprio anche in base a questa teoria come dire, Keplero giustificò anche la scoperta dell'orbita ellittica, che semplicemente era il segno della diversa forza con cui quest'anima motrice potesse come dire, attrarre, controllare a sé i corpi celesti. Il percorso, diciamo, questo percorso della rivoluzione astronomica, che comportò appunto anche la rivoluzione scientifica, si conclude con Galileo, che grazie all'introduzione dello strumento di osservazione del cannocchiale poté confermare empiricamente dal punto di vista osservativo tutta una serie di presupposti che erano già contenuti anche nelle prime supposizioni di Copernico, e soprattutto riuscì a dimostrare fattivamente il fatto che non ci fosse nessuna distinzione e divisione tra il mondo lunare, tra il mondo terrestre e il mondo celeste, né dal punto di vista della sua meccanica, né dal punto di vista della materia di cui appunto essi erano fatti. Con questo, diciamo, si chiude, come dire, l'impatto storico-filosofico della teoria della rivoluzione copernicana nella storia della scienza e dell'uomo. Quindi posso passare la parola a Francesca, che ci spiegherà molto meglio gli aspetti scientifici di tutto quello che ho detto. Grazie mille Ivan. Hai una tifoseria proprio fantastica dalle retrovie, tifoseria che un po' condivide il fermento, si sente molto fermento, questo è anche il periodo di vini, quindi si sente queste bollicine. Sarà forse che l'eliocentrismo e il geocentrismo creano sempre dibattito. Mi immagino infatti che in tutto questo fermento che sentiamo fin qua ci sia un dibattito fortissimo su chi si schiera verso il geocentrismo e verso chi si schiera per l'eliocentrismo. Mi immagino che tutto questo dibattito, che voi sicuramente starete facendo, sfocerà dopo in una marea di domande che saremo molto felici di accogliere e di sentire. Quindi
Insomma, se appunto questa proporzionalità diretta fra il fermento che sentiamo e la curiosità scientifica vostra sarà vera o reale, lo vedremo tra pochissimo, dopo l'intervento di Francesca, che aumenterà, come dire, il fermento della nostra aula magna qui al Pacinotti, perché c'è davvero interesse, visto, passano i tempi ma non passa mai il dibattito anche tra le menti nostre più giovani, ci piace così. Lascio la parola adesso a Francesca, che davvero ci porterà dentro la scienza che sta dentro i sistemi tolemaico e copernicano, così che poi arriveremo al momento del dibattito, dove voi ci potrete fare tutte queste fantastiche domande e potremo confrontarci un po' su che cosa è stato, che cos'è, che cosa sarà la nostra visione dell'universo. Francesca, a te. Grazie. Grazie mille sulla fiducia. Allora, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Io appunto vi faremo lo stesso percorso, percorreremo gli stessi 2000 e passa anni che abbiamo appena percorso con gli occhi di una fisica, però vedrete che molto spesso le cose, diciamo, non vediamo con occhi molto, molto diversi. Prima di iniziare dobbiamo capire cos'è per noi una teoria scientifica, cioè noi diciamo appunto che a un certo punto una certa teoria, la teoria copernicana, poi appunto migliorata da Keplero, ha vinto, se vogliamo, sulla teoria tolemaica, ma perché? Perché cosa vogliamo da una buona teoria scientifica? Innanzitutto la teoria scientifica si basa sul concetto di ipotesi. Voi avete una serie di fenomeni che osservate e giustamente lo fate tutti i giorni della vostra vita con qualunque cosa che vi capita, avete dei fenomeni e voi formulate delle ipotesi. Sarà successa questa cosa. Ok, vedete una scia nel cielo e evidentemente è passato un aereo, voi fate un'ipotesi e poi dopo dovete verificare sperimentalmente che questa cosa è accaduta. La teoria poi diventa teoria quando tutta questa serie di ipotesi e formulazioni matematiche assumono, diciamo, un contesto un po' più articolato e riuscite a spiegare non solo magari il fenomeno da cui è partito tutto, ma tutta una serie di altri fenomeni, a fare predizioni su altri fenomeni, e tenendo sempre in mente che la teoria, per quanto bella l'abbiate fatta, per quanto funzionale sia, è una teoria che funziona nel vostro momento, con le osservazioni che fate in quel momento. Future osservazioni potrebbero comunque portare a modificare questa teoria, questo è importante. È una teoria che deve avere coerenza logica, non vogliamo che parti diverse della vostra teoria si contraddicano a vicenda, ok? Deve concordare con i dati, principio cardine. Se voi partite da dei fenomeni che osservate e poi volete che la vostra teoria ve li spieghi e vi concordi, non che sì, più o meno, ma mi serve aggiungere questo più 0,5 giusto per farmi tornare i conti. Suggerisce, diciamo, delle cause che sono appunto verificabili, quindi l'importanza dell'esperimento e che prevedono sperabilmente altri fenomeni, e poi se proprio ci siamo la teoria la vorremmo semplice, perché a parità di fenomeni spiegati noi vorremmo introdurre il numero minore di parametri, di formule matematiche, di cose che ci servono per spiegare quello che osserviamo. Questo è il principio del rasoio di Occam. E poi vorremmo anche che la nostra teoria non sia troppo specifica. Non chiamo teoria qualcosa che mi dice soltanto perché in questo momento succede questa cosa specifica, ma una cosa un po' di ampio respiro. Quindi con questa, tenendo diciamo, a mente questi principi, vediamo appunto come si è evoluto tutto questo nel corso dei secoli. E partiamo prima dai greci e poi appunto questi modelli sono stati ripresi e confezionati bene da Aristotele, in cui appunto c'era questa convinzione, giustamente perché era quello che osservavamo, che la Terra fosse il centro dell'universo e fosse qualcosa di stabile. Noi non sentiamo vento dovuto al fatto che noi ci stiamo muovendo, diciamo, uno cosa suppone? Se la Terra si sta muovendo dovrei sentire un spostamento, gli oggetti dovrebbero volare, qualcosa dovrebbe succedere. Noi siamo belli, placidi, impiantati qua sulla Terra, quindi metto la Terra al centro dell'universo e evidentemente tutto il resto mi sta girando intorno, come vedo d'altronde il Sole girarmi intorno tutti i giorni. E questo quindi era prima appunto il modello che ha fatto da padrona per un sacco di secoli. Qualcosa però in questo modello non funzionava. Cosa non funzionava? Principalmente i pianeti. I pianeti, che questa, la parola stessa, diciamo, viene dal greco e significa vagabondo, si comportavano in una maniera che non riuscivamo a spiegare. Vedete qua, questa è la Terra che si sta muovendo, un altro pianeta, e rispetto al cielo delle stelle fisse, il pianeta, a seconda del movimento di Terra della Terra, sembra andare avanti,
poi torna indietro e poi lo rivedete anche qua sotto, va di nuovo avanti. Faceva questo sfiocco nel cielo che si chiama moto retrogrado, in cui a un certo punto lo vedete andare avanti, poi tornare indietro, e questa cosa era molto difficile da spiegare in un modello geocentrico in cui tutte le cose procedevano bene, diciamo con la stessa velocità. E l'idea quindi fu quello di iniziare a complicare questo modello geocentrico assumendo sempre moti circolari, non sia mai, il moto circolare al tempo era il moto perfetto per eccellenza, quindi continuiamo a usare moti circolari e vedere appunto dove ci porta. Quindi questo arriva studio dopo studio al modello tolemaico, che è la rappresentazione appunto più complessa, più complicata di tutto questo modello geocentrico, in cui si incominciano quindi ad aggiungere tutta una serie di correzioni, quindi i pianeti non solo girano intorno alla Terra, ma hanno ulteriormente questo epiciclo, quindi fanno ulteriormente un giro rispetto ad un altro cerchio, diciamo, mentre girano intorno alla Terra. Questo cercava di spiegare un po' il movimento dei pianeti, e per spiegare tutte le varie cose, perché noi oggi col senno di poi lo sappiamo che i moti non sono circolari, sono ellittici, quindi chiaramente non vi potevano venire bene i calcoli così, allora aggiungiamo tutta una serie di altre correzioni. Ah, ma il vero centro non è il centro, la Terra non è proprio messa al centro, questo cerchio in realtà è rispetto ad un altro centro, la velocità angolare ulteriormente non è costante rispetto a questo centro, ma rispetto a un altro punto. Insomma, al di là dei dettagli, stiamo complicando sempre di più il nostro sistema per cercare di adattarsi con quello che vediamo. Ok, e si arriva a questo mostro in cui c'erano circa 100 moti circolari. Uso la parola mostro perché vediamo, veniva chiamato proprio così, con 100 moti circolari combinati, che però in realtà era molto predittivo. Cioè il modello tolemaico, ora al di là di come ce la possiamo raccontare, però funzionava molto bene, cioè aveva tutte queste correzioni, ma era molto preciso dopodiché, ok? E per questo ha sfidato i secoli, quindi si pensava appunto che il modello tolemaico in particolar modo fosse più un artificio matematico, cioè non è davvero che fanno così le cose, ma lo uso per farmi tornare bene tutti i conti, mentre appunto quello che rimaneva la vera descrizione della realtà era il modello di Aristotele. In questo caso si parla che appunto le argomentazioni, questi epicicli, tutte queste cose non erano cogenti, non obbligavano davvero le cose a comportarsi in quel modo, semplicemente le usavo perché mi facevano comodo come modello matematico. Ci siamo? Quindi questo modello geocentrico, ok? A un certo punto le cose cominciavano ad andare strette. Chiaramente più migliorate le vostre osservazioni, quello che vi dicevo prima, la teoria si modifica, più miglioriamo le nostre osservazioni, più in realtà incominciamo a vedere qualcosa, sempre di più, qualcosa che non torna. E Copernico in particolar modo, infatti come lo descrive questo il modello tolemaico, dice: accadde invece ad essi, i matematici antichi, quel che accade ad un pittore che prende mani, piedi, testa e altre membra da modelli differenti e che le disegna in maniera eccellente, ma non in funzione di un singolo corpo. E poiché tutte queste parti non armonizzano assolutamente fra loro, ne viene fuori un essere mostruoso invece di un uomo. Quindi a furia di aggiungere complicazioni, per quanto perfette, per quanto bellissime singolarmente, poi si era creato appunto questo mostro. E quindi si va con l'intenzione di semplificare questo mostro, quindi questo rasoio di Occam che torna, di semplificare, di spogliare un po' la vostra teoria, e cerchiamo appunto di semplificarla mettendo il Sole al centro. Però questo chiaramente ha delle implicazioni. Una prima implicazione, se mettete il Sole al centro e quindi ammettete che la Terra si possa muovere intorno al Sole, è che se fissate una stella vicina e la fissate a dicembre o a giugno, la posizione di questa stella deve variare. Ora voi fate un tentativo, mettete un dito davanti a voi, chiudete a turno un occhio, fatelo e vedete che il dito si sposta, ok? Questo è il fenomeno della parallasse, semplicemente voi osservate un punto da una direzione che non è perfettamente allineata, ma lateralmente, e vedete la posizione che si sposta, ok? Questo con le stelle, quindi se la Terra si ruotava, noi dovevamo vedere le stelle spostarsi. Questo, l'abbiamo fatto l'esperimento? Ok? Questo non si verificava, ok? Quindi le spiegazioni erano due. Quali possono essere? Se la mia stella non si muove, per esempio la stella è fissa, esatto, e quindi anche e soprattutto anche la Terra è fissa, non c'è questo movimento della Terra intorno al Sole.
Oppure l'altra spiegazione, che è quella reale, in realtà le stelle erano molto più lontane di quanto non ci si aspettasse al tempo. Se la stella è molto lontana, chiaramente questo effetto di parallasse c'è, ma non lo vedete più se non siete proprio precisissimi con le vostre osservazioni. Però al tempo era molto difficile pensare che l'universo fosse addirittura così grande, mettere le stelle così lontane, che appunto questa sembrava essere una prima indicazione che in realtà il sistema copernicano non era corretto. Però, a parte questo, incominciano ad apparire delle prime crepe del sistema geocentrico. Nel 1572 Tycho Brahe, che vi ha già introdotto Ivan prima, diciamo, questo scienziato che aveva era metodicissimo, ha incominciato ad osservare veramente con una metodica incredibile il nostro universo, ad annotarsi tutte le posizioni di pianeti, di stelle, cosa succedeva, cosa non succedeva. Nel 1572 vede comparire una stella nuova. Era sicuro, da tutte le sue osservazioni quella stella non c'era e aumentava anche, ed era luminosissima, arriva alla luminosità di Venere e poi pian piano scompare nel giro di 2 anni. Ora, col senno di poi, questa stella è quella che noi chiamiamo una supernova, prende proprio il nome anche da stella nuova, il nome che gli ha dato anche Tycho Brahe. Che cos'è? La fase finale dell'evoluzione di una stella, quando le stelle muoiono e fanno questa esplosione gigantesca per cui appaiono improvvisamente nell'universo queste stelle luminosissime. L'ultima, tra l'altro, nel febbraio 1987, se ne verifica circa una all'anno, una ogni 100 anni nella nostra galassia, e io lo ricordo bene perché quando sono nata, quindi mi ricordo molto bene quando è stata l'ultima supernova. E cosa implicava questa supernova? Osservare questa stella implicava che forse le stelle non erano più così questi esseri mutabili, perfetti, incastonati lì nel cielo come ce li eravamo immaginati, ma se una stella poteva comparire dal nulla e scomparire, forse quello che governa, diciamo, le leggi che governano le stelle non sono così diverse dalle leggi che governano la Terra. Questa è una prima crepa. Un'altra crepa, Keplero, appunto, cosa fece? Prese tutte le misure di Tycho Brahe e incomincia a dargli un ordine matematico. Avendo a disposizione questo catalogo fittissimo di misure ed essendo lui molto bravo con la matematica, cerca di tirar fuori appunto quello che abbiamo detto prima, dalle osservazioni fare delle ipotesi su come si possano muovere tutti gli oggetti. E dai precisi calcoli astronomici cosa nota? Nota che ogni tanto la distanza tra Terra e Marte può diventare minore della distanza tra la Terra e il Sole, ok? Questo nel nostro modello, ora qua non si vede benissimo, ma se voi avete appunto il Sole al centro e tanti pianeti che ci ruotano intorno, ogni tanto, chiaramente, se questa è la Terra e questo è Marte, la distanza tra questi due può diventare molto più piccola rispetto alla distanza tra la Terra e il Sole. Quando i due pianeti si trovano vicini, ok, le loro orbite sono vicine, la distanza diventa più piccola. Questo era estremamente difficile invece da spiegare con un modello in cui la Terra è al centro, il Sole è qui e Marte è qua fuori. Perché? Perché chiaramente se queste sfere non si intersecano l'una nell'altra, la distanza Marte-Terra sarà sempre maggiore della distanza Terra-Sole, se il Sole si muove, diciamo, in una circonferenza più piccolina rispetto alla circonferenza in cui si muove Marte, ok? Quindi anche questa cosa non era spiegabile con il sistema complicatissimo creato da Tolomeo. Quindi vedete qua l'importanza di misurare le cose e l'importanza di cercare di capire le possibili crepe nella nostra teoria. Questo va ancora avanti con Galileo. Ok, Galileo perfeziona uno strumento efficacissimo, il telescopio, e finalmente si sbloccano nuove misurazioni, misure che prima ad occhio nudo non erano possibili, noi le rendiamo in questo modo possibili e quindi affina ulteriormente le osservazioni. E cosa vede? Vede che intorno a Giove ruotano degli altri satelliti, cioè come noi abbiamo la Luna, come la Luna ruota intorno alla Terra, lui vedete qua si segna pian piano Giove con tutte le posizioni di questi satelliti in maniera metodica che osserva con il suo cannocchiale e vede che questi qua sicuramente ruotano intorno a Giove, non stanno invece autonomamente girando intorno alla Terra. Cosa vuol dire anche questo? Che forse la Terra non ha un ruolo così speciale, se addirittura altri oggetti, altri corpi celesti ruotano intorno ad altri pianeti. La Terra non è evidentemente il centro di tutto, qualche altra cosa ruota indipendentemente intorno ad altri oggetti e assomiglia molto alla Luna che ruota intorno alla Terra. Per finire, un'ultima crepa, ce ne sono tante, ma queste sono quelle diciamo famose, un'ultima crepa del sistema tolemaico è questa. Galileo, tra le altre cose che ha fatto, ha osservato quelle che si chiamano le fasi di Venere, ossia
Così come voi vedete la Luna, e la Luna ha delle fasi nel suo ciclo, in cui la vedete appunto prima tutta in ombra, poi uno spicchio, poi luna piena e poi via dicendo fino ad arrivare di nuovo alla luna nuova. Anche Venere, chiaramente, se in un sistema diciamo eliocentrico di questo tipo, in cui c'è il Sole al centro, Venere che compie un'orbita e la Terra che compie un'orbita tutta intorno, anche Venere ha delle fasi che sono del tutto simili alla Luna, ok? A seconda di come il Sole la illumina e della nostra posizione, noi vediamo queste fasi di Venere. Diverso era il caso in cui la Terra fosse stata al centro, diciamo, con, la Terra al centro, con Venere che ruotava nei suoi epicicli intorno alla Terra, ok? Quindi ruotava intorno alla Terra ma compiva anche i suoi giretti, vi ricordo, negli epicicli, con il Sole che ulteriormente ruota intorno alla Terra. Ecco, in questo caso le fasi che dovreste osservare sono di questo tipo, non dovreste mai vedere la fase di luna piena su Venere, ok? Soltanto questi spicchietti illuminati. Galileo cosa osserva? Galileo osserva che le fasi di Venere sono esattamente queste, quindi in contraddizione lo stesso con il modello geocentrico. Quindi, in realtà, per avere poi ulteriormente la visione la vittoria definitiva, già qui chiaramente si scardina a un certo punto completamente, nonostante tutte le ritrosie, chiaramente ve li ha detti anche Ivan, fare questa rivoluzione aveva tutta una serie di altre implicazioni, spostare il ruolo dell'uomo dal centro dell'universo, metterlo diciamo al pari di tutti gli altri corpi celesti, quindi andare contro quello che osserviamo facilmente, quindi ammettere che con le nostre teorie scientifiche a volte dobbiamo anche contraddire un po' il nostro senso comune, ok? Questo ritorna in tante teorie scientifiche. La vittoria definitiva, e questa è l'ultima slide, quindi ascoltate, è praticamente cosa unifichiamo ulteriormente? Unifichiamo la visione che ci hanno dato appunto Tolomeo, Copernico, Keplero e Galileo, con benissimo la Terra diventa un tutt'uno con il cosmo quando parliamo di teoria della gravitazione universale e quando appunto Newton fa quella formuletta lì in cui appunto la forza di gravità che agisce su due corpi è del tutto uguale sulla Terra, quindi la famosa mela dell'esempio che cade sulla Terra si comporta esattamente nello stesso modo di un pianeta che ruota intorno al Sole, ok? La forza di gravità che le due cose sentono è esattamente la stessa. Abbiamo finalmente una teoria, abbiamo unificato quello che abbiamo nel nostro sistema con tutto l'universo, è fortemente predittiva e i calcoli ci danno ragione su quasi tutto. Vedremo che in realtà questo non è neanche la fine della storia e poi abbiamo ulteriormente migliorato. Grazie mille. Allora, adesso è finalmente il momento di vedere i risultati di tutto questo fermento. Ci è piaciuto moltissimo. C'era, come dire, da buona fisica delle particelle, potrei dirti, Francesca, c'era un rumore di fondo meraviglioso, dove riuscire a trovare degli eventi particellari sarebbe stato molto complicato. Allora vediamo tutto questo risultato di questo fermento, visto che c'era così tanta voglia di chiacchierare. Ora è il vostro momento e potete chiacchierare con noi su alcuni temi che abbiamo individuato. Quindi mi aspetto anche che insieme a questo brusio adesso piano piano qualcuno si alzi, arrivi qui, voglia prendere in mano il microfono e voglia chiacchierare con noi. Siete liberi e libere di farlo tranquillamente. Devo dire che deve essere anche molto interessante quello che sto dicendo adesso, perché continuo a sentire un brusio interessante, bellissimo, proprio una profondità di pensiero, quella mia attualmente, che vi sta stimolando moltissimo il vostro interesse intellettuale. Allora, alcuni temi di discussione che abbiamo individuato all'interno di questo primo ingresso nel mondo tolemaico e copernicano, che in realtà è molto più di quello che può sembrare. Se vi ricordate, e se non vi ricordate vi invitiamo a guardare l'incontro precedente, abbiamo parlato di quanto sia importante avere una visione, un modello, una teoria, anche quando si fa una misura. Sono due aspetti imprescindibili della scienza. È, come ci ha raccontato Ivan, una visione dell'universo, del mondo, anche così teologica, così, che si appoggia così tanto sull'esistenza di un Dio o eventualmente dei, che sono lì, che devono in qualche modo regolare il funzionamento del nostro universo, abbia poi portato, anche Francesca ha incominciato in qualche modo parlandoci di Aristotele, di alcune visioni che ha fatto, ma questa regolarità, questa perfezione implicava
una certa struttura per il nostro universo. È quasi, come dire, un ribaltamento del modo che noi abbiamo oggi di analizzare ciò che succede. Quindi, come abbiamo investigato la natura nel tempo, tra passato, presente e futuro? Qui apro la discussione tra di noi e poi mi aspetto anche domande vostre. Ci sono domande innanzitutto? Ci sono sicuramente felpe che volano. Ti invito a venire qua perché forse non abbiamo i microfoni. Un applauso per la prima domanda. Grazie, ricordaci il tuo nome. Andrea, Andrea, prego. allora, Girati pure verso i tuoi compagni. volevo chiedere invece riguardo all'osservazione delle galassie, nel corso del tempo quali sono state le varie teorie sulla loro esistenza, sulla loro collocazione nella teoria tolemaica e poi anche nella teoria eliocentrica. Grazie Quindi, mille. riguardo le galassie. Grazie mille, bellissima domanda. Incominciamo col botto. Proprio a proposito di investigare la natura. Lascio la parola a te. Ok. Allora, ti do il mio punto di vista. Appunto, le galassie, all'inizio in realtà chiaramente devi immaginare che con le osservazioni iniziali, con l'occhio nudo, le galassie si fanno fatica a vedere, cioè vedi soprattutto, diciamo, le stelle più luminose. Quindi l'idea è che ci fossero queste stelle luminose che fossero fisse nel senso che chiaramente si muovono nel cielo, però si muovono tutte in maniera compatta, ok? Quindi c'era questa sfera delle stelle fisse e queste stelle, diciamo, si muovevano tutte in maniera compatta. Con la teoria, chiaramente, mettere diciamo, il Sole al centro, in realtà non modifica drasticamente il movimento delle stelle, semplicemente non si assume più che siano tutte, diciamo, sullo stesso piano, tutte sulla stessa superficie di una sfera. Si incomincia a capire che c'è un universo grande, che ci sono distanze, diciamo, e poi man mano, soprattutto, che questa, diciamo, la visione delle galassie si affina man mano che poi i nostri strumenti si migliorano. E forse bisogna attendere all'inizio del Novecento, quando con diciamo, le prime osservazioni si incominciano a vedere soprattutto che le galassie, non solo, diciamo, si osservano le galassie, si osserva che le galassie si stanno allontanando da noi. Ok, questa è stata un'altra grande rivoluzione che è avvenuta. Non solo le galassie si stanno muovendo e compiono il loro, diciamo, moto intorno, se vogliamo, a noi, ma ulteriormente cosa si vede? A un certo punto si vede che le galassie insieme all'universo si stanno allontanando e non solo si allontanano da noi, ma noi ci allontaniamo da tutte le galassie, quindi questo lo interpretiamo come un universo in espansione. Questa è stata un'altra grande diciamo, perdita di centralità dell'uomo, cioè non solo non siamo al centro dell'universo, ma l'universo non è neppure statico, è un universo in espansione. L'universo che c'è adesso non è lo stesso universo che c'era migliaia di anni fa o miliardi di anni fa quando si è creato. E anche qua c'è stata molta resistenza, cioè quando è nata quando si sono viste queste cose c'è stata molta resistenza tra i sostenitrici dell'universo statico e chi invece era più a favore di abbracciare questa rivoluzione di un universo in espansione, il famoso Big Bang. Quindi adesso sappiamo, è la teoria più accreditata, che poi le galassie non sono sempre esistite, che si sono formate a un certo punto della nostra evoluzione e che si stanno continuando a espandere addirittura in maniera accelerata. Ivan, vuoi aggiungere qualcosa rispetto all'importanza anche di avere un modello? Mi voglio riferire per esempio, anche se vuoi aggiungere qualcosa su questo aspetto, senza ombra di dubbio, ma anche rispetto, mi viene in mente appunto la tua tesi in cui hai parlato anche del ruolo, quindi quando sei laureato, dell'ateismo, del ruolo quindi anche centrale che ha avuto, diciamo, per quasi 2000 anni una visione teologica dell'universo rispetto poi a scardinare questa visione in termini di misure, esperimenti, strumentazione per fare le misure. Com'è che è cambiata l'investigazione della natura da un punto di vista proprio dell'immagine dell'universo? E poi puoi commentare anche questo di Francesco, ovviamente. Sì, dunque no, una cosa era più che altro una domanda a mia volta, perché mi sembra che quando con Galileo si arrivò anche a osservare non solo a occhio nudo il cielo, sembra che forse anche con Galileo si iniziò a vedere che
tutta una profondità, un'articolazione che insomma fosse molto più profondo rispetto al cielo di Saturno, che ci fosse che forse già lì forse si sia iniziati a vedere che l'universo era ulteriormente articolato al di là oltre il sistema solare, immagino. Per quanto riguarda diciamo, l'investigazione della natura, come diciamo, nella presentazione che ho fatto prima ho appena accennato, nel dire che la rivoluzione la rivoluzione scientifica è stata un cambio radicale dell'idea di scienza. L'aspetto diciamo rivoluzionario nell'investigazione della natura è stato quello, come dire, di unire in qualche modo l'aspetto empirico osservativo con l'aspetto razionale e deduttivo, e questo è stato possibile soltanto nella misura in cui Galileo decise di unire fisica e matematica nello stesso tempo, in modo da poter unire i vantaggi di una conoscenza necessaria a priori come quella della matematica con una conoscenza di fatto e a posteriori come quella della fisica. E soltanto nel momento in cui si realizzò questa operazione metodologica, si poté andare contro, si poté usare la matematica paradossalmente anche per dimostrare ciò che l'osservazione dimostrare ciò che l'osservazione di per sé stessa, quindi l'approccio empirico puro, non era in grado diciamo di falsificare o confermare una teoria. Proprio perché appunto come dire, è proprio l'introduzione, come dire, della matematica, e quindi la possibilità di fare entrare i dati, le grandezze fisiche e quindi il dato a posteriori della conoscenza dentro, misurandoli e facendoli entrare dentro equazioni matematiche, e poi sottoporre queste equazioni matematiche a una conferma unica diciamo fatta una volta per tutte attraverso l'esperimento, poi come dire ha permesso la possibilità di come dire raggiungere una conoscenza della natura e raggiungere una conoscenza delle sue leggi, e quindi ha, come dire, dato la possibilità allo scienziato di predire anche il comportamento della natura, cosa che una semplice osservazione diretta basata su un metodo puramente induttivo, cercando di generalizzare una serie di osservazioni ripetute, non sarebbe, insomma, non avrebbe potuto assolutamente conferire questa capacità, questo potere conoscitivo che ha di fatto la fisica, grazie appunto a questa unione dell'elemento necessario a priori che ha appunto la matematica. Ottimo. Altre curiosità, domande su questo tema, su quello? Prego, ti devo chiedere di avvicinarti. Grazie. Ricordaci anche il tuo nome. Luca. Allora, volevo chiedere, anche in riferimento alla scorsa conferenza che si basava appunto sulla discussione della rivoluzione scientifica, e quindi anche in riferimento al libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche di Thomas Kuhn, volevo chiedere, cioè, riguardo anche all'accettazione del nuovo paradigma causato appunto dal suo mutamento, in quanto i vecchi rompicapi non potevano essere risolti con le attuali conoscenze. Volevo chiedere, ma l'accettazione di un nuovo paradigma, oltre, cioè deve essere giustificata, oltre da motivi etici e religiosi, perché comunque abbiamo visto che anche rifiutare il sistema aristotelico tolemaico fu molto difficile anche per questo motivo. In particolare, volevo chiedere, ma invece dalla parte scientifica, cioè la comunità scientifica, in questo periodo, com'era articolata? Cioè possiamo definirla una comunità scientifica in cui cioè ben organizzata, anche se non penso. Grazie. Grazie mille. Grazie mille. Domanda bellissima.
una domanda bellissima, è una domanda profondissima, cioè su cui si potrebbe fare un ulteriore incontro praticamente. Hai ragione, nel senso, la mia opinione è che appunto le rivoluzioni scientifiche, in fin dei conti, alla fine sono dettate da quello che osserviamo. È una teoria che è in grado di spiegare meglio quello che osserviamo, riducendo una teoria molto più semplice, che mi permette poi di fare i calcoli meglio, chiaramente alla lunga vince. Però, come hai detto tu, c'è tutto un rallentamento, diciamo, dovuto al contesto sociale in cui questa teoria si sviluppa. Quindi magari, per quanto una nuova teoria possa sembrare appunto rivoluzionaria e dare maggiore accordo con la realtà, poi ci può essere tutto un insieme di altre convinzioni, la Chiesa e magari in passato, il contesto sociale in passato in generale, ma se devo dire, anche adesso per esempio, noi viviamo in un'era in cui questi stessi ragionamenti sono ancora perfettamente validi. Abbiamo quello che noi chiamiamo il modello standard, che è un modello che noi usiamo per definire tutte le particelle, tutte le forze del nostro universo, ma è chiaramente un modello incompleto, perché quell'accelerazione, per esempio, delle galassie che vi dicevo prima, non è prevista da questo modello standard. Non dovrebbero, per esempio, non riusciamo a spiegare perché c'è questa accelerazione, c'è questa cosa che chiamiamo energia oscura che proprio non ci torna, che fa accelerare le galassie. E magari anche qua siamo di fronte a un bivio in cui dovremmo abbandonare il modello standard che tanto ci è caro, che ci insegnano e che nei nostri esperimenti verifichiamo benissimo, per abbracciare invece una nuova teoria che chiaramente ci riproduce come modello standard tutte le cose che sappiamo fino ad adesso, ma che ci permette di spiegare anche nuove cose, la materia oscura, l'energia oscura, per dove è andata a finire l'antimateria, sono tutte domande che noi al momento non riusciamo a spiegare. E lì c'è bisogno della rivoluzione, forse noi stessi, per come la comunità scientifica, diciamo, procede molto bene, però è chiaro che a un certo punto c'è forse bisogno di una rottura. Potrebbe essere magari che invece da un nuovo esperimento ci dà un'indicazione, oppure potrebbe essere che c'è bisogno proprio di un nuovo approccio nel come guardiamo le cose. Credo che rispetto al passato ci sia forse più apertura, perché appunto si discute molto di più su basi, diciamo, matematiche, sul verificare sul fatto che una teoria, diciamo, sia più o meno in accordo con i calcoli. Però è anche vero, diciamo, che poi forse anche, diciamo, un altro spunto qua può essere al momento dove si fa la scienza, per esempio, o come si fa la scienza. La si fa solo in alcuni punti del mondo, dove cresciamo tutti con una stessa visione e con gli stessi studi. Magari ci stiamo perdendo tutta un'altra parte del mondo che ha tutta una filosofia dietro, un modo di approcciarsi alla realtà che è diversa e che magari potrebbe dare contributi interessanti. Insomma, non siamo ancora, secondo me, totalmente inclusivi come comunità scientifica, come mi piacerebbe che sia una comunità scientifica perfetta, per davvero abbracciare, diciamo, e non perderci le idee di tutti e di tutte. Vuoi aggiungere qualcosa su questo tema? Comunità scientifica dell'epoca? Sì, proprio riguardo al concetto stesso di comunità scientifica, perché immagino che tu nella tua domanda volessi dire anche la comunità scientifica al tempo di questi innovatori della scienza. Infatti la comunità scientifica, come la intendiamo oggi, in un certo senso è nata proprio al tempo di Copernico, nella misura in cui proprio avvenne, come dire, perché dobbiamo partire dal presupposto che una cosa è la scienza, una cosa è lo scienziato. Lo scienziato è comunque un uomo come tutti gli altri, non è mosso, ciò che lo distingue, lo dovrebbe distinguere, è semplicemente il principio di verità, è la ricerca della verità. Però come dire, è mosso da una serie di condizionamenti, sia esterni che interiori, che hanno, diciamo, sono di una natura eterogenea, come per tutte le altre persone, cioè di natura psicologica, di natura personale, filosofica, di impostazione filosofica, di condizionamenti esterni, anche fatti abbastanza, anche a volte anche questioni abbastanza, come dire, non particolarmente nobili, nel senso che prima ho accennato al fatto che cambiarono i luoghi della scienza, la scienza uscì dalle università di origine medievale, dove si studiava in un certo modo, dove c'era una certa figura di dotto. Questo
cosa comportava? Comportava anche per certe persone, come dire, perdere anche il loro prestigio sociale, la loro importanza, perché nella misura in cui si fosse affermata una teoria piuttosto che un'altra, questo avrebbe svuotato anche, come dire, di importanza la loro stessa, il loro stesso lavoro, il loro stesso studio. Per questo che appunto lo scienziato moderno nasce in questa epoca storica, distinguendosi appunto dalla figura dei doti precedenti. Ma l'aspetto fondamentale è cos'è che ha permesso comunque allo scienziato di potersi cos'è che è avvenuto in questa fase storica? Cioè è proprio quello che abbiamo iniziato, il discorso che abbiamo iniziato prima con la domanda sull'investigazione della natura. Soltanto nel momento in cui la natura viene selezionata e viene studiata soltanto da un certo punto di vista, concentrandosi soltanto su alcuni suoi aspetti, lo scienziato è in grado di trovare qualcosa al di fuori di sé che sia effettivamente una prova, un criterio di verità oggettivo, indipendente, che, come dire, alla lunga lo mette al riparo anche dagli stessi condizionamenti che lui potrebbe provare anche da se stesso. Abbiamo visto come alla fine Keplero cercava di dimostrare l'esistenza veramente di questa struttura universale, poi lui stesso lo abbandona. Abbiamo visto come Keplero arriva, per prova ed errore, arriva a trovare la giusta strada per spiegare le meccaniche celesti, proprio perché quello che è avvenuto ed è quello che poi ha, come dire, ha teorizzato e ha sistemato in maniera più compiuta Galileo, è fin tanto che la natura non viene vista soltanto in un certo modo, è associata in qualche modo, presupponendo anche che dentro la natura in qualche modo ci sia la matematica. E questo, in questo, per esempio, è stato determinante il fatto che tutti questi, che a un certo punto, col passare dal Medioevo al Rinascimento e all'umanesimo, l'importanza di Aristotele, di una visione molto, diciamo, stereotipata, molto deteriore dell'aristotelismo, sia stata sostituita con invece la prevalenza del neoplatonismo. Il neoplatonismo partiva proprio da quest'idea del fatto che la matematica fosse il linguaggio con cui Dio avesse scritto il libro dell'universo. Questo Galileo continuava ad affermare ed esserne convinto. E proprio nel momento in cui la matematica viene inserita nella fisica, viene, come dire, proiettata nel comportamento della natura, è solo in questo momento che l'uomo può, come dire, l'uomo scienziato può trovare al di fuori di sé qualcosa che gli dica sì, no, vero o falso, senza che lo possa, come dire, lo possa controllare, se non, tra virgolette, in una sorta di malafede o in una sorta come dire, insistenza in una, come dire, in un sentimento più conservativo che è dettato a questo punto da esigenze, da principi extrascientifici e che alla lunga, appunto, come diceva Francesca, si impongono per la loro stessa forza oggettiva e non possono essere più trascurati, non possono essere più, come dire, non accettati. Ecco. Grazie mille anche per queste domande che stanno rendendo il dibattito, visto il fermento, ha portato a qualcosa, non avevo dubbi. Aggiungo qui che da questo punto di vista, proprio faccio come dire, esco datemi 2 nanosecondi dal mio ruolo di moderatore, è anche in questo modo che si impongono molto spesso le ipotesi ad hoc, che sono viziate da pensieri o pensieri filosofici o concezioni filosofiche anche di scienziati e scienziate che provano a rispondere esattamente nella misura in cui diceva Ivan, ma anziché pensare alla completezza del sistema cercano di rispondere puntualmente e localmente a un solo problema e poi da lì, quasi per induzione, cercare di costruire un sistema che è più generale. Molto spesso questo la storia della scienza ci ha insegnato che non funziona. I paradigmi e le rivoluzioni di cui abbiamo parlato la scorsa volta si impongono quando uno ha una visione più completa di tutto il sistema. Altre curiosità? Tu ne hai una? Ok. Ce ne sono dei ragazzi, però ho visto una mezza mano alzata, mi è sembrato. Può essere? Può essere? Sì. Vieni, ricordaci anche il tuo nome.
Alessandro. Ok, Alessandro, ciao. Viste le tante scoperte fatte in questo grande arco di Diciamo un tempo, po'. si potrebbe parlare di più rivoluzioni scientifiche anziché di una sola? Grazie. Grazie a te, molto bello. Questa direte. Questa va Ivan. Vai, prima a te e poi a Francesco. Diciamo che per quanto ne so io, un altro momento così di svolta radicale epocale immagino che si sia avuta soltanto quando, dopo che arriva Newton e sistema tutto, arriva qualcun altro che mette in crisi anche quello che aveva sistemato Newton, e quindi si arriva a vedere che oltre il mondo, posso dire, macroscopico, quello osservabile direttamente, che risponde perfettamente alla fisica newtoniana, esiste un mondo invece subatomico, dell'infinitamente piccolo, che sembra invece rispondere ad altre meccaniche, per così dire. E qui, poi passando la parola a Francesco, mi limito giusto a dare due suggestioni. Una è che questo momento di rottura che ci fu nel Novecento destabilizzò per certi versi anche lo stesso Einstein, che continuava, quando insomma si stava imponendo la fisica quantistica, lui, a differenza dei suoi colleghi contemporanei, continuava a insistere con la famosa frase Dio non gioca a dadi con l'universo. E poi un'altra piccola suggestione che voglio dare a questo proposito è che, per esempio, noi siamo abituati a considerare la logica come il regno dell'apriorismo, di ciò che è valido a priori e unicamente dal punto di vista formale, e invece nel Novecento si è visto come anche la stessa logica è qualcosa che in un certo senso funziona a posteriori, nel senso che arriva dopo un'osservazione di qualcosa a posteriori e cerca di darle una regolarità, quindi a trovarne le leggi che regolano il funzionamento di quella determinata porzione di realtà o di universo. E infatti una cosa interessante, noi quando pensiamo alla logica siamo abituati a pensare che il principio fondamentale della logica sia il principio di non contraddizione, formulato da Aristotele. Eppure questa prospettiva da a prioristica più a posteriori della logica ha portato a parlare non tanto della logica, ma di logiche, a seconda dei fenomeni che vengono studiati. Per cui, per esempio, quando si è visto il comportamento delle particelle subatomiche, si è iniziato a parlare anche di una logica quantistica, dove per certi versi, dato il comportamento osservato di determinate particelle, si è ipotizzato che esista una logica dove non vale il principio di non contraddizione, perché appunto si era costretti dall'osservazione a vedere che di una stessa cosa si poteva affermare, non si poteva arrivare alla determinatezza del poter dire o è così o è il contrario, e terzo non dato, cioè il principio conseguente di Aristotele, il terzo escluso. E infatti penso si parli proprio di logica quantistica da questo punto di vista. Sì, vai Francia, abbiamo 4 minuti. Ok. Sì, se vuoi la mia opinione, secondo me sì, si può parlare di più rivoluzioni, ce ne sono state tante. C'è stata la rivoluzione della meccanica quantistica, appunto l'introduzione di questo mondo, scusate mi sentite, ero troppo lontano, questo mondo di probabilità, anziché un mondo deterministico, diciamo si dice così, però anche non entrando qui, un'altra rivoluzione che è conseguente, se vuoi, a queste è che è lo sviluppo logico, e che fino a Newton e per alcuni secoli ancora dopo non c'era una spiegazione del perché poi questa forza gravitazionale, diciamo, perché i corpi si muovano in questo modo. Ok, dovevi supporre una sorta di interazione a distanza in cui tutti i corpi, diciamo, sentono l'effetto degli altri, e bisogna aspettare ad Einstein, se vuoi, all'inizio del Novecento per poi chiudere completamente questo discorso, o completamente per ora chiaramente, perché mai nulla è chiuso completamente, il discorso sulla gravità, e capire che i corpi si muovono e si comportano come si comportano sotto effetto della gravità, perché Einstein introduce questo concetto di spazio-tempo, questo tessuto, diciamo, dell'universo che viene modificato, se vuoi, dalla presenza di corpi massivi,
te lo puoi immaginare appunto, magari l'avrete visto come un telo dove se tu poggi una biglia molto pesante deforma questo spazio-tempo e i corpi che passano di conseguenza vicino a questo corpo massiccio devono deviare, la linea retta non diventa più il punto più, diciamo, il modo più breve per passare da un punto all'altro, ma iniziamo ad avere traiettorie curve. Anche questo, di nuovo l'importanza della misura, si è poi dovuto misurare effettivamente questo effetto e si è visto durante un'eclissi di sole, si è misurato proprio quell'effetto di parallasse delle stelle che vi dicevo prima e si è vista una stella che in teoria doveva essere dietro il sole, ma spostata proprio per questo effetto di curvatura della luce della stella che passa vicino al sole. Quindi c'è un continuo, diciamo, secondo me, ce ne sono e ce ne saranno altre di rivoluzioni. Anche questa ha portato un carico da 90, perché poi parlare di spazio-tempo ha incominciato a introdurre tutta una serie di cose non logiche. Il tempo non scorre più linearmente per tutti, ma avrete visto da Interstellar che quando vai dal film Interstellar che sei vicino a un buco nero, il tempo incomincia a scorrere in maniera completamente rallentata, completamente diversa, cose che logicamente non sono facili da pensare, e ha rivoluzionato di nuovo il nostro modo di pensare. E ce ne saranno, spero, altre di rivoluzioni in futuro. Ci mancano pochissimi secondi, quindi forse Claudio non facciamo in tempo. Allora, nel salutarvi, vi lascio con la domanda: e dove siamo noi oggi qui? No, geocentrismo è fallito, eliocentrismo non l'abbiamo discusso, ma è fallito. E quindi forse questa domanda verrà risposta nel prossimo incontro di Ideas to Chat, quindi mi raccomando, sempre con questo fermento che ha portato a queste fantastiche domande di oggi. Grazie mille a tutte e a tutti per essere stati e state qui. Al prossimo incontro e buona scienza, buona fisica, buona filosofia a tutti e a tutti. Certo.